i lavoratori, i familiari degli ospiti del GRIS. Staremo tutti assieme. Per rendere efficiente questo servizio, anzi il rischio è che una volta che si è riusciti. Tutto nasce quasi una quindicina di anni fa perché le istituzioni smettono di pagare il GRIS. Se tutti quei soldi fossero entrati subito, oggi non saremmo a questo punto. La cosa è semplice, la Regione deve coprire questo buco e permettere al GRIS di andare avanti. È possibile ed è giusto, questo è quello che chiediamo. Il Comune che ruolo ha in questa situazione? Il comune vedremo che ruolo giocherà nel futuro, perché abbiamo capito che verrà interessato in una responsabilità abbastanza importante. Noi riteniamo che comunque il problema sia molto più elevato e parliamo per ora con la Regione. È la Regione che ha la responsabilità di coprire questo problema. Dunque è una situazione che è diventata sempre più grave sia per quanto riguarda gli ospiti che i lavoratori che sono senza stipendio da 2 mesi e quindi non si riesce assolutamente a capire che cosa l'amministrazione comunale abbia fatto per affrontare la questione di questo bene pubblico e come mai appunto si rischia addirittura una svendita di una parte di questo istituto. Come opposizione noi abbiamo sempre tenuto l'attenzione, la rivolta al problema, abbiamo fatto numerose interpellanze, chiesto consigli comunali straordinari, abbiamo anche lavorato per fare un documento comune che nel 2009 è stato approvato da tutti, maggioranza e minoranza, e naturalmente questa è una manifestazione che andava fatta perché la città deve essere informata su quello che sta accadendo e sul rischio di perdere un istituto che, ripeto, è un lascito importantissimo per la città, ha un significato molto, molto grande anche dal punto di vista dell'integrazione, diciamo, dei diritti di chi ha più disagi degli altri. La situazione è molto pesante, siamo molto preoccupati perché ad oggi non ci sono risposte concrete da parte di nessuno, da parte della Regione abbiamo solo sentito dire dall'assessore Sernagiotto che vuole svendere il patrimonio del GRIS, da parte di provincia e comune non abbiamo sentito nulla di concreto se non promesse che ormai però vanno avanti da anni, no? Nel senso di cittadella della salute, anche all'ultimo consiglio comunale il sindaco ha nuovamente riproposto e rilanciato la cittadella della salute dicendo che è quasi pronta. In realtà sappiamo che queste sono delle bugie belle e buone. Allora, ora io ritengo che sia arrivato il momento di smetterla con le promesse, anche perché qui si sta giocando con le vite delle persone e questo io trovo che sia davvero ignobile, sia davvero indecente andare avanti in questo modo. Io chiedo che ci sia un senso di responsabilità da parte delle istituzioni, io chiedo che queste istituzioni si siedano attorno a un tavolo e prendano delle decisioni nell'immediato urgenti per quanto concerne il discorso degli stipendi, perché non è sostenibile che dei lavoratori da settembre non percepiscano lo stipendio, pur continuando chiaramente a lavorare. E poi però bisogna avere una visione proiettata per il futuro, quindi a una scala ben più ampia, di rilancio dell'Istituto GRIS proprio nel senso della cittadella della salute, quindi con spostamento e potenziamento dei servizi sociosanitari al GRIS. Siamo qui per manifestare per il fatto che sono 3 mesi che non ci pagano, sono stati bloccati i conti e c'è il rischio che il GRIS venga chiuso, per cui anche gli anziani non saprebbero più dove andare, dovrebbero essere stipati probabilmente in altre case di riposo, ma non sappiamo neanche se c'è il posto, in realtà non sappiamo niente, non ci dicono niente, per cui noi sappiamo solo che sono 3 mesi che non ci pagano, 2 mesi e mezzo ormai. La cosa peggiore è proprio quella, l'ansia di non sapere come andrà a finire, perché ci hanno già detto che ci avrebbero pagati e non è stato fatto. Adesso è arrivata la notizia che da lunedì riaprono di nuovo, ma io sinceramente finché non vedo i soldi non ci credo. Per cui sarà quello che sarà, io adesso non glielo so dire. Intanto noi cerchiamo di fare un po' di casino, di farci sentire. E noi nel pomeriggio abbiamo avuto notizia con le organizzazioni sindacali del raggiunto accordo tra il commissario regionale e queste ditte attraverso il giudice, insomma, e quindi dello sblocco degli stipendi nel giro di paio di giorni in sostanza. La vicenda del GRIS sia una vicenda assolutamente complicata
ancora, come dire, non definita e la cui soluzione sinceramente non credo ci sia oggi qui, insomma, ecco. Il nostro ordine di ragionamento invece è quello di garantire ospiti e lavoratori, sia sul versante economico e sia soprattutto sul versante contrattuale, perché deve essere chiaro che questi lavoratori non possono fare, come dire, la posizione del gambero, no? Dal contratto degli enti locali trovarsi con un contratto molto peggiorativo e molto meno remunerativo, no? Questo mi sembra l'elemento di ragionamento fondamentale sul quale noi ribadiamo la nostra posizione, la nostra linea di organizzazione sindacale. Perfetto, abbia ritenuto che i conti correnti del GRIS non possano essere bloccati da un'impresa che peraltro i fondi, i soldi li avanza, e che è obbligo delle istituzioni, perché questo noi vogliamo ribadire stasera, comportarsi in maniera adeguata e saggia al punto da riuscire a portare avanti una realtà che è stata donata a questa città molto tempo fa e che è un valore per questa città, è un valore non solo patrimoniale ma un valore sociale straordinario, ed è incredibile pensare oggi che si possa semplicemente disfarsi di tutto questo come se non vi fossero responsabilità evidenti da parte degli amministratori che hanno voltato la faccia dall'altra parte e da parte di una politica che se n'è lavata le mani. Noi diciamo da tempo, lo abbiamo detto nelle assemblee nelle quali siamo stati, che tanto quanto è vero e risultava vero che vi era un interesse privato nei confronti dell'IPAB, per esempio, della casa di riposo, ma anche dello stesso centro disabili, perché non mettere insieme pubblico e privato, mantenendo quindi il controllo pubblico almeno parziale e semplicemente cedendo una quota di questa parte pubblica a un privato che a questo punto potrebbe utilmente portare dei benefici economici all'interno della realtà, ma non andando semplicemente a cancellare un'istituzione come il GRIS da un territorio che ne ha bisogno. Lei pensa che svendendo una parte del GRIS si possa risolvere oppure no? Io la vedo questa una tragedia, credo decisamente che ci siano le possibilità di recupero da parte del GRIS, e come la Regione è intervenuta per fare un primo scatto di un accordo di programma, quello a distinguere nettamente la parte sanitaria che è diventata a carico dell'ULSS dalla parte sociale che è rimasta invece in gestione all'Istituto GRIS, che l'Istituto abbia una funzione decisamente fondamentale per la nostra regione o per la nostra provincia, se vogliamo limitarlo a livello provinciale. Anche voi in questa manifestazione in solidarietà del GRIS vedo una bandiera, cosa rappresenta? Noi siamo l'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori di Mose Servizi, e per cui siamo assolutamente solidari con i lavoratori del GRIS, anche perché c'è una diretta dipendenza tra le due situazioni. Se salta il GRIS salta anche per certi versi i lavoratori che lavorano lì dentro di Mose, ma non soltanto per una questione di opportunismo, ma per una questione proprio etica di solidarietà con i lavoratori del GRIS. Non si può vendere, è un patrimonio nostro che non debbono vendere. La maggioranza in Consiglio Comunale ha ritenuto di aggiungere una frase dove si dice che è possibile la vendita. Questo è un punto negativo per la nostra città. Facciamo un appello al Presidente del Consiglio Comunale di Mogliano, al Sindaco, che facciano la revoca di questa nota in Consiglio Comunale, per dire alla Regione che i cittadini di Mogliano non vogliono che sia venduta.